Come dei pedoni qualsiasi, attori e comparse attendono il verde e poi attraversano la strada per dirigersi sul set cinematografico. Con addosso i vestiti di scena sono già pronti per il ciak. A Castelfranco proseguono infatti le riprese della fiction biografica su Tina Anselmi, politica di primo piano della DC e nel 1976 prima donna a ricoprire il ruolo di ministro della Repubblica. Nata e morta proprio qui a Castelfranco, dove i suoi concittadini la ricordano con affetto e orgoglio. Stanno facendo un film su Tina Anselmi. Benissimo, importante perché è stata una grande donna, una grande politica e Castelfranco è orgogliosa di essere stata la sua città. Abbiamo tutti qui di Castelfranco un ricordo di una delle prime donne che ha fatto politica, che ha lasciato un segno significativo. Scendete, fate il giro davanti al duomo. Non si può passare. No, dalle 14:30 in poi è interdizione ai pedoni per le riprese del film. Il set è blindato, ma prima della chiusura dei varchi riusciamo a vedere qualche preparativo. Magari qualcosa la sopra lasciare. Le auto d'epoca, i sacchi a protezione delle schegge, arriva anche la bandiera sabauda come vessillo per una foto di gruppo. Il film prende le mosse proprio dalla Seconda Guerra Mondiale, quando la poco meno che ventenne Tina Anselmi, interpretata da Sarah Felderbaum, partecipò attivamente alla Resistenza come staffetta partigiana. È riuscito a sbirciare qualche ripresa? Sì, stanno registrando tutti molto attrezzati, molto organizzati. Ecco, un film su Tina Anselmi. Bene, assolutamente ricordare tutti personaggi importanti è sempre molto importante. È molto interessante che hanno deciso di ripercorrere la vita di una prima ministra e anche di una persona che ha dato un ottimo contributo per l'Italia.